Se non l'hai ancora provato, ti consiglio di fare il pan croissant, simile ad un pan brioche nella forma ma super sfogliato. Iniziamo preparando il panetto: farina, lievito, zucchero, sale e latte. Ultimo ingrediente: burro a cubetti. Impastiamo velocemente per renderlo il più omogeneo possibile e poi prepariamo il burro. Lo chiudiamo all'interno di un foglio di carta da forno e formiamo un rettangolo. Stendiamo il panetto e adagiamo sopra il burro. Lo ricopriamo in questo modo chiudendo per bene le estremità. Stendiamo di nuovo in un rettangolo lungo e facciamo la prima piega a 4. 30 minuti di riposo in frigo, poi procediamo con l'altra piega a 3. Dopo un'ora di riposo in frigo stendiamo il panetto e ricaviamo 6 rettangolini. Li solleviamo in questo modo e con un po' di farina stendiamo nuovamente. Arrotoliamo e mettiamo a lievitare in uno stampo per plum cake. Dopo circa 2 ore inforniamo a 170 gradi per 30 minuti circa. Provatelo!